Allora, Presidente, la questione carni e ci mettiamo in mezzo la questione della peste suina. Cosa sta succedendo? Che cos'è? C'è da averne timore? Leggo anche il messaggio prima. Sono d'accordo con il Presidente quando dice che il prodotto olio diventa salutistico, ma sapete quanto impegno ci vuole per un olio con acidità quasi nulla e quanto fa bene alle nostre arterie e cuore? Bravo! Eccola. Grazie di questi commenti, veramente. Ma è la realtà, l'agricoltura italiana ha delle punte di diamante, noi dobbiamo cercare di preservarle e portarle avanti e trasmettere al nostro consumatore finale quanta fatica ci sta dietro a produrre un chilo di carne, un chilo di San Daniele piuttosto che di Parma, ecco, e quanto ci sta dietro all'allevamento di quel suino che ha creato quella carne. Dalle persone oneste, serie. Sarebbe più comodo, e infatti noi continuiamo a dirlo in tutte le lingue, che dobbiamo bloccare l'entrata delle carni dall'estero. Perché che rischio c'è stato? Cosa perché non c'è stato il rischio, è avvenuta la peste suina, nel senso che da carni provenienti dalla Germania. Le carni provenienti dalla Polonia e dalla Germania e dall'Olanda entravano nel mercato italiano per andare a sopperire a un fabbisogno nazionale di carni per gli insaccati, eccetera. Allora, senza controlli? Senza controlli perché? Perché noi siamo il paese più controllato, ma per chi produce qui, ma non per quelli che vengono dall'estero. E quindi cosa succede? Noi dobbiamo fare fronte a queste cose. Adesso la Comunità Europea, e ben venga che ci sia, ha bloccato le frontiere fino, mi pare che sia fino al 31 gennaio 2021, e quindi solo ed esclusivamente fino a domani, 31 gennaio. Intanto c'è andato questo, poi si spera che questi focolai si siano... Cosa rischiamo noi? Noi rischiamo di essere un paese non autosufficiente in termini di prodotto che è alla base dei nostri salumi, e quindi noi dobbiamo fare in modo di incrementare gli allevamenti sul nostro territorio. Tenete presente che ogni allevamento sul nostro territorio crea una ricchezza anche da un punto di vista di fertilità del terreno stesso, perché la desertificazione che abbiamo è il fatto della mancanza di sostanza organica sul terreno, quindi potremmo veramente creare un ciclo sostenibile a 360 gradi con dei nostri allevamenti. Ma noi adesso abbiamo, quando compriamo un insaccato, possiamo vedere la provenienza delle carni? Assolutamente sì, adesso c'è proprio una legge nella quale si riporta l'obbligo in etichetta della provenienza del suino, dove è stato allevato, dove è stato macellato Questo da quando? Da fine... È stato un mese e mezzo fa. Quindi adesso è entrato in vigore e noi dovremmo trovare questo. Adesso è entrato in vigore, quindi il consumatore deve leggere bene l'etichetta e dire: questo è un prodotto italiano, no, questo è stato allevato in Polonia, macellato in Francia, arrivato in Belgio e poi fatto il giro dell'Oca. Ecco, questo secondo me ci dà la prontezza di quanto potremmo creare questa sostenibilità dell'agricoltura a chilometro zero. Questa etichettatura è prevista anche per quanto riguarda il classico salame artigianale, quello magari non della grande distribuzione, insomma, adesso tutti. Per il momento è stato esteso a quelle che sono la carne, però sicuramente poi si allargherà a macchia d'olio su tutti quelli che possono essere altri prodotti. Tenete presente che in Italia ce ne sono tantissimi di prodotti, solo un pensiero al latte. Un latte, e noi vediamo tutti i giorni i bilici che entrano dalla Germania a sopperire alle esigenze del latte italiano. Noi non riusciamo quindi a far fronte alle nostre esigenze. Ma noi ce l'avremmo e potremmo avere la capacità di produrre anche di più, ma il concetto è che forse è più conveniente per un caseificio avere la cisterna che arriva direttamente dalla Germania o dall'Austria, quando invece bisogna andarselo a prendere in malga, sulle varie malghe che tenete presente che il nostro territorio è anche un impervio, perché è ricco di colline, è ricco ed è la vera bontà e la vera essenza del nostro territorio. Il latte di malga ha una speziatura, perché mangiano le erbe spontanee di malga, che non ha eguali con quello che possono essere derivanti da un prato pascolo. Ma l'alta qualità, quando noi vediamo latte fresco alta qualità, lì c'è una garanzia che sia... Perché non vengono utilizzati gli insilati che sono
non è altro che la semina e l'utilizzo di una coltivazione che potrebbe essere ad uso alimentare e invece va portato a uso del bestiame, quando invece un bestiame, per naturalezza che sia, potrebbe stare a libero pascolo, e non solo, ma potrebbe alimentarsi con fieni, foraggi dove non avrebbero un uso alimentare. Quindi da preferire tutto sommato. Quindi dobbiamo cambiare le regole del gioco. Penso che questa pandemia ci dia il diritto e la volontà di tutti noi consumatori e produttori di dire: il prodotto alimentare va utilizzato per noi italiani, il mais lo devo utilizzare, il frumento lo devo utilizzare per l'alimentazione alimentare, e creare pasta, farine, frumenti, e usare il prodotto che quotidianamente utilizziamo. Fieni, foraggi e tutte quelle che sono le erbe vanno utilizzate per l'alimentazione animale. Questo mi pare che Madre Natura l'aveva creata e noi dobbiamo riportarla. Solo così diventiamo autosufficienti per quanto riguarda a livello alimentare, e nello stesso tempo diamo del buon foraggio alle nostre mucche di malga, che siano in stalla, che siano al pascolo, ma questo penso che sia una pratica che ci hanno insegnato i nostri nonni e dobbiamo valorizzarlo. Se fossimo veri nazionalisti dovremmo consumare solo prodotti italiani e rilanceremmo l'economia agricola, dovremmo essere più francesi. Si diceva prima in Francia, ma anche in Spagna stessa, ma in Grecia, consumano più prodotti del territorio. Da noi invece c'è questa tendenza un po' così globalizzante. A parte tutto, ecco, qui c'è un discorso, i prezzi sono tanto alti dei nostri prodotti, quindi alla fine la famiglia media che non ha tanta disponibilità eccetera, per forza, gioco forza, compra le arance dalla Spagna anziché dal Marocco e così via, tanti altri prodotti, perché e c'è stato un incremento dei prezzi tra l'altro. È vero, perché questo è proprio una questione di regole di mercato. Se la grande distribuzione veneta usasse solo prodotti veneti, andremo a incentivare quello che è un lavoro di questi agricoltori. Nel momento in cui producono di più, mi abbassano il costo del prodotto stesso, ma nel momento in cui ci vengono un po' boicottati a discapito di prodotti che vengono dalla Spagna, dalla Grecia o dalla Tunisia piuttosto che dalla Germania, perché prendono le carni dalla Germania, allora l'allevatore si trova ad essere naturalmente fuori mercato. Quindi sta nella base dell'essenza della scelta che noi dobbiamo cercare di diffondere la cultura dell'agricoltura italiana. Solo così, se noi tutti usiamo un prodotto agricolo italiano, siamo in grado di abbattere i costi, di essere competitivi, di avere un prodotto sicuro, sano e salubre e far bene alla nostra salute e alla nostra economia. Il tempo vola. La questione agriturismi riguarda sempre anche voi da vicino. Ecco. C'è stata una batosta micidiale col Covid e poi la prospettiva del Natale non è tra le più rosee, anche se possono fare consegne a domicilio, si sono reinventati varie soluzioni. Ciò non toglie che la perdita c'è, con numeri alla mano. Vorrei dire che c'è stato un danno nel settore degli agriturismi che potrebbe superare i 2 milioni di euro. Tenete presente che il Natale senza pranzi e cenoni c'è stato proprio stimato che l'anno scorso sono stati spesi 5 miliardi. Se noi prosegue un lockdown soprattutto serale, cene aziendali eccetera vengono a mancare, e quindi vuol dire perdere quello che è una capacità anche di spesa, ma nello stesso tempo di consumo. E quindi tenete presente, chi fa i formaggi, chi fa i salumi, sono pronti per essere pronti per Natale, e se non vengono consumati poi gli rimangono e quindi diventa un disastro. Che appello fate voi? Noi il grande appello è naturalmente del rispetto delle regole sanitarie, e sono fondamentali, ma nello stesso tempo anche un appello al buon senso, che è quello del mantenimento di una distanza, che mi pare che la ristorazione, gli agriturismi l'abbiano fatto, e tra l'altro non c'è altro come un agriturismo che può avere
spazi soprattutto nel periodo estivo all'aria aperta, ma possono trovare anche spazi all'interno delle barchesse piuttosto che delle aree dell'agriturismo stesso, nel quale manteniamo un distanziamento sobrio e perfetto. Allora non vogliamoci male con le stesse nostre mani, cerchiamo di dare la possibilità a questa economia importante che ci sorregge in tutto il Veneto di poter lavorare, di poter cercare di arrivare con il massimo del rispetto delle regole, ma anche di poter far fronte a quello che possono essere un valore inestimabile. Tenete presente che ci hanno dato l'opportunità di presentare delle domande con bonus da 1.000 a 10.000 euro se il ristorante utilizza un prodotto locale a denominazione d'origine. Quindi utilizzare i prodotti ma locali. Poi va in funzione delle domande che vengono presentate, in funzione dell'ammontare della spesa, e poi si abbassa la percentuale. Quindi oggi come oggi, anche lì, non avendo la certezza, le persone si dicono ma io vado a comprare un prodotto e poi non so se poi mi aprono o tengo chiuso, mi rimane in cantina. Ecco, anche queste piccole difficoltà ci sono. L'abbattimento, altre aziende che mi dicono io non ho avuto un danno per il 30% perché mi sono dato da fare, o dovevano avere la differenza del fatturato prima e dopo Covid, doveva essere il 30%. Io mi sono dato da fare per essere pronto e adoperarmi per vendere di più, e mi vengono a penalizzare che mi sono dato anche da fare per cercare di vendere. Ecco, oggi come oggi c'è queste piccole discrepanze che bisognerebbe un pochettino allinearle, perché insomma uno che è rimasto là a far niente, oppure nella stagione estiva ha lavorato e la stagione invernale, come magari gli stagionali, restano chiusi e gli diamo dei soldi per nulla. Ecco, valutiamo bene da spendere bene i nostri soldi, perché sono i soldi di tutti. Presidente, io la ringrazio tantissimo, è stato esaustivo, tutti gli argomenti li abbiamo affrontati. Comunque avremo il piacere ancora di ospitarla, voi telespettatori, coloro che non siamo riusciti, i messaggi che non siamo riusciti a rispondere, poi sappiamo che arrivano sempre al termine della trasmissione, risponderemo nella prossima circostanza, nella prossima occasione, quindi voi approfittatene, scriveteci tranquillamente. A lei buon lavoro, perché non solo con la sua azienda ma anche come Presidente ne avete da fare in questo periodo. Assolutamente sì. E alla prossima a questo punto, va bene? Bene. E buona italianità a tutti allora. Benissimo, grazie molte, grazie a lei, grazie a voi telespettatori di averci seguito e di aver partecipato, noi ci rivediamo domani.